14 comuni, tanti sono quelli facenti parte dell'Unione Montana Feltrina, da Lamon a Sovramonte, da Segusino a San Gregorio nelle Alpi, da Alano di Piave a Cesio Maggiore. La drammatica esperienza di Vaia ha insegnato tante cose, come per esempio il problema delle comunicazioni. Dopo Vaia, come giustamente diceva, ci si è accorti che uno dei problemi principali che si erano rivelati era proprio la mancanza di trasmissibilità del segnale tra le varie zone della Unione Montana Feltrina. Abbiamo chiesto un contributo alla Regione Veneto, alla Protezione Civile, ci è stato finanziato 75.000 euro per il rifacimento complessivo della rete infrastrutturale di rete radio istituzionale, quindi quella dei comuni dell'Unione Montana Feltrina. Con i soldi della Regione e il contributo dei comuni è stata allestita presso l'Unione stessa la centrale operativa e ciascuna municipalità verrà dotata di una base radio e di una radiomobile in modo che i collegamenti siano sempre e comunque garantiti. Noi abbiamo chiesto un contributo, un cofinanziamento a ogni comune dell'Unione Montana, siamo arrivati a un contributo a un importo totale di 112.000 euro che ci permetterà di, in caso di calamità, non avere più problemi di trasmissione tra i volontari, tra la Regione Veneto, l'Unione Montana Feltrina, tra l'Unione Montana Feltrina e le forze dell'ordine.